Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la strada? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se aveste conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Questo Vangelo che abbiamo letto ci porta nella grande notte prima che succeda ciò che è successo davanti al disastro del Calvario. Tommaso è confuso e disorientato. Il camminare al seguito di Gesù lo obbliga a incertezze, a insicurezze, a cui certamente non era preparato. E i discorsi del Maestro dilatano in lui dubbi e incomprensioni. Per fortuna, lo avete sentito dal Vangelo letto, Gesù non lo blocca. E Tommaso non ha paura di chiedere a Gesù spiegazioni e di presentargli i suoi dubbi e le sue incapacità a comprenderlo. Così facendo, però, Tommaso traccia per noi il metodo e il contenuto del credere, che è quello di dialogare sempre con Gesù, ascoltare la sua parola e non aver paura mai a presentare a Lui le proprie incertezze e i propri dubbi. Ma proviamo a pensarci un po'. Non siamo noi tutti nella stessa condizione di Tommaso? Anche noi siamo confusi e disorientati in questo mondo che fino a pochi anni fa non credevamo possibile così. Guerre e distruzioni di ogni tipo bussano alle porte delle nostre case, accendendo in modo concreto la nostalgia per una pace che ci sembra sempre più lontana. L'autorità dei capi di Stato di ieri è sostituita oggi da figure tra il patetico e il ridicolo, che si muovono oltre qualsiasi forma di legalità per difendere se stessi e per affermare il culto della loro personalità. La crisi energetica ci spaventa. Cosa potrebbe succedere se venisse a mancare da noi gas
e petrolio a causa dei blocchi energetici. Come diventerebbero le nostre vite senza questa energia? E se cerchiamo spiegazioni a questo oggettivo disordine, diventiamo più confusi di prima. Quasi tutti in questo mondo vendono verità parziali e a volte anche false. Giornali e televisioni presentano tesi opposte e ciò che per uno è inaccettabile, per l'altro è doveroso e sacrosanto. Come Tommaso, anche a noi viene a dire: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la strada che tu ci indichi oggi? Ma quando siamo in questa situazione di disorientamento e di confusione, il rischio forte è quello di affidarci a chi vende sicurezze che sono di fatto vere e proprie scorciatoie utili solo per lucrare sulla paura della gente. Proviamo a pensare. Paura degli immigrati. Rispediamoli a casa, grida qualcuno, dimenticando che quasi nessuno di questi ha una casa. Furti e microcriminalità crescenti. Più polizia, più galera e pene detentive severe e certe propongono in coro i mercenari della sicurezza. Peccato che questi non parlano mai di veri maestri, di oratori, di proposte culturali, di proposte formative per aiutare chi cresce. Paura della guerra? Armiamoci di più. Così, in caso di aggressione, siamo attrezzati a difenderci, ci dicono i mercanti di armi. Peccato che più armi voglia dire meno servizi sociosanitari che una volta riempiti i magazzini di armi più vadano usate. Per non parlare poi di chi si affida all'oroscopo, di chi entra nel gioco d'azzardo nella speranza di accumulare denaro in fretta, ma anche di chi entra in depressione perché la mancanza di futuro ruba serenità e voglia di vivere a tutti. Allora, avete capito che siamo tutti come pecore senza pastore, come diceva il Vangelo di domenica scorsa. Ed è per questo che il Vangelo letto ci presenta Gesù come colui che è la sola strada, la sola verità che ci insegna la vita piena di cui tutti abbiamo nostalgia. Solo Gesù spiega a ciascuno di noi chi siamo. Solo Lui ci indica la strada per vivere in modo autentico e libero, qualunque cosa capiti nel mondo. Solo Lui ci ricorda che prima della verità c'è la strada, per ricordarci che il senso della vita non lo si trova nello studio di teorie più o meno solide, ma dal praticare l'amore per chi è al fondo della fila e perché questo ci aiuti a capire cosa vuol dire fare verità. E allora ecco che dobbiamo seguire Gesù, ascoltare la sua parola, dialogare con Lui, perché
la verità non è una dottrina, non è neanche una morale, è una relazione. E anche Gesù oggi è qui a dire a tutti noi: non sia turbato il vostro cuore, credete in me, cercatemi, ascoltatemi nel mio Vangelo e sarete sicuri che il vostro vivere sarà un vivere improntato alla serenità e alla pace. Maria ci aiuti, come ha fatto lei, ad accogliere Gesù e a vivere della sua pace. Allora, la preghiera che mi è nata è questa. Caro Gesù, a volte mi sento come Tommaso. Non ho nessun senso di orientamento e mi perdo sempre. Mi piace perciò scoprire che anche tra quelli che hai scelto tu c'era chi aveva un po' la testa tra le nuvole. Mamma dice così e ti chiede un aiuto per conoscere la strada da fare. Anche se credo di aver capito che tu non sei un navigatore che aiuta chi guida a uscire dal traffico, ma che ci aiuta a capire in quale direzione andare nella nostra vita. Aiutami, Gesù, a non vivere solo per me stesso. Se vedi che prendo la strada dell'egoismo, dell'indifferenza o della pigrizia, riportami sul cammino giusto. Alla festa del 1° maggio hanno detto che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro perché il lavoro sostiene anche chi non lavora come noi bambini, gli anziani e chi è disabile. Resta con noi, Gesù, perché tu sei la mia strada. Grazie.